È diventato l'idolo di tutti i tifosi napoletani. Del suo folle gesto ne parlano tutti. Televisioni, radio, social, tutti impazziti per lui. Sto parlando di Salvatore Balzano, il tifoso azzurro che al termine di Udinese-Napoli, partita che ha consegnato matematicamente lo scudetto ai ragazzi di Spalletti, si è intrufolato negli spogliatoi e ha festeggiato il tricolore con la squadra. Passione? Follia? Genialità? Salvatore di fatto è entrato di diritto nella storia del Napoli e del calcio, ma la domanda ora è: Salvatore, ma come hai fatto? Tu fai sempre 100 interviste, tengo a 5 loro che hanno fatto l'intervista. Siamo con l'idolo dei tifosi, siamo con l'idolo di Salvatore, è un piacere conoscerti. Grazie, anche un piacere per me. Allora, la domanda mo è d'obbligo, e la domanda è d'obbligo, lo so che te l'hanno fatta in tanti, però pure qua vogliamo sapere. Sì. Come hai fatto? Mamma mia, già il discorso deve partire, ma chi cazzo è? Cosa fai nella vita? Partiamo da questo. Allora, se vedete un master male da corrente, ma di tutte cose, allora lasciamo pubblicità. Castelnuovo, Piazza Francesi 42, ragazzi, sarebbe al ridosso del Teatro Mercatante, Piazza Municipio. In pratica stiamo quasi fuori la marina. Esatto. In pratica. E tu lavori qua? Io lavoro qua da un paio d'anni, diciamo che sono bravissime persone, però io sto lavorando e mi è nata questa cosa, cioè mia moglie mi ha dato l'opportunità, perché io ho 4 bambini, devi sapere. Mi ha dato l'opportunità di andare a Udine, perché diciamo, non dico che è la mia unica trasferta, però ne ho fatte pochissime nella mia vita, perché in un tempo a parte ci vogliono i soldi, perché poi ti capisco, sono stato pure io a Udine là, è stato bellissimo. Bellissimo. A te ancora ci penso, hanno fatto vedere che diventa un campo, non sa c'è un vetro o una panchina. È bassissimo, non ci vuole niente dall'altra parte. Sì. E quindi tu nella vita lavori qua? Io lavoro Cosa qua. fai? Io lavoro qua, faccio il direttore di sala in questo ristorante, cioè ci può venire a trovare senza problemi. Senza problemi, tranquilla. Anzi, decide Salvatore, ha luccato Forza Napoli, avete pure 10 piccini di sconto. Perfetto. Sei tifosissimo del Napoli? Sì. Ovviamente quest'anno ci siamo tolti una bellissima soddisfazione, abbiamo visto sto scudetto dal vivo, ad Udine. E qua arriva il tasto dolente. Sì. Abbiamo già detto, là c'era questo vetro che veramente ci voleva pochissimo a scavalcare. Per saltare. E tu come hai fatto nello specifico? Cioè spiegaci anche il dettaglio. Nel dettaglio come ti è venuta in mente sta cosa? Io ho un video che ora pubblicherò tra poco, il video che io quando fischia il Napoli, non l'ho pubblicato ancora perché nel caos, nella cosa non l'ho pubblicato ancora. Io sto ancora tutti gli spalti, quando fischia stanno invadendo tutto quanto campo, si menano sotto la curva, cioè io vedo da sopra, sto ancora registrando, all'improvviso scatta che la cosa di da cervella mia è in mezzo campo, che poi mezzo campo non so chiudo proprio, sono chiudo laterale o campo. Dietro ai cartelloni pubblicitari come un ratto, diciamo così, non mi dite le parolacce, sei un ratto e cose. Comunque sono andato dietro, ho costeggiato i cartelloni pubblicitari e mi ci trovato un attimo avanti a 20-25 persone di sicurezza. Sapete che le cose, l'ASL, sì. i nastri dell'ASL che chiudono e tu polizizzato. Piano ho costeggiato questo cordone, ho fatto un attimo di dribbling, cose che non ho scialanza come mi hanno spiegato, ma stai pensando a noi, perché lo dice lo scialanza, che era lo scialanza? Hai fatto la cosa di simpota, che la cosa là. Ho fatto nero 2. Guarda, non lo mi sono stato da chi ti spogliatori. Ma questi della sicurezza non ti hanno. Sì, si cava la sicurezza, ma ci messo sul telefono a mano. Ma quando c'è scritto lì, ti avevo scritto i figli miei. Ma ti fatto finta di leggere. Ti fatto finta di leggere. Ma ci scansate che si cala all'improvviso, ci trovato paradiso, un corridoio vagante, perché siamo tutto quanto. Poi nell'istante che io ho invaso gli spogliatoi, che l'Udinese hanno invaso il campo per appiccicare i napolitani, abbiamo visto tutte scene che non lavora nessuno perché da vigliacchi, non dico che sticca di ultra, perché anche a Udine ci sono persone molto educate, diciamo questo, che hanno attaccato in famiglia, capito? Cioè, hanno fatto una cosa bruttissima. Diciamo, comunque sono arrivato negli spogliatori e la cosa
una scena che non ancora nessuno. Sono arrivato e non esisteva ancora nessuno. Tu, mamma mia. Sei arrivato prima tu che i giocatori nello spogliatoio. Non sono arrivato Perché nessuno. stavano ancora tutti quanti in campo. Tutti quanti in campo. Ma il primo che hai visto, cioè appena si è aperto questo... Appena che ha cominciato a praticare la scheda, che la maglia è tutto il contrario. Ragazzi, ma non so, io sto facendo questo video, ma cioè io l'espressione, l'emozione che ho provato in quell'istante, cioè anche la scheda ci viste solo un coppa 30 di pollici che tengo a casa. Cioè, non la ci mai visto. Pure via portato campo a figli, sto dicendo un anno e mezzo che ci ha portato a figli il campo. E non ci mai tenuto l'occasione perché faccio un mestiere, lo sapete, si fatica sempre in questo mestiere, specialmente in questo periodo. Ci ha fatto la scherma, la ci abbracciato, cioè loro mi abbracciavano come fossero loro. Ci vogliono accorti. Lo bocca tutto l'anno uno voleva, gli hanno bravo tanto a culo, ha detto no. Mi ha regalato una sciarpa, bandiera, maglietta da Spadori. Anzi, colgo l'occasione, col tuo permesso, vai. In primis faremo un'asta della maglietta di Raspadori, un'asta di beneficenza. Bello. Di beneficenza, la voglio fare questa iniziativa con te, perché te sei un ragazzo che merita. Grazie. Questa cosa non l'ho detta a nessuno, la voglio pubblicare in questo istante qua, facciamo questa sta con te, con l'aiuto tuo, mi dici tu quando possiamo, e facciamo che sta. Facciamo sta poi vediamo, fammi durare ancora l'attore da Spadori, perché te ma quante maglie hai e di chi ce l'hai? Io ho la maglia, non lo dovrei dire perché ho la maglia di Osimhen. Mamma mia, Ho la maglia di Victor Osimhen. C'ho la maglia di Osimhen, c'ho sciarpa e bandiera di Lobotta come la regalo, c'ho il video, c'ho la felpa di Raspadori, tengo i calzini, non so ti scassato pure la sciarpa con cacao, c'è chitto, non so neanche chi è. Vabbè, c'è un po' di cose. Però hai deciso di mettere... Questa cosa la voglio dare all'asta, la voglio fare beneficenza. Ok ragazzi, poi ovviamente vi aggiorno sui social, seguiteci. Poi metto anche il link di Salvatore vi tengo presente di questa bellissima iniziativa. La metti in beneficenza. È il primo che ti ha riconosciuto oppure che ti ha riconosciuto tra virgolette, nel senso che hai Tommaso Starace, Tommaso. Il mitico. Il mitico Tommaso. All'inizio, quando sono stato non mi facevo tradizione, non puoi entrare. Già Tommaso, prego, ti voglio bene. Se sentite dal video, io ogni tanto dico, papà, io sto qua. Io non tengo, mio padre è morto nel 2010, mio padre, abbonatemi di mio padre. Però sapete quando giocate, Assassini, il gioco Assassin's Creed. Sì. I soldati si allarmano all'improvviso, era così, e stiamo in un corridoio, che stiamo i soldati. E le facevi finta che Facevo qualcuno che mi chiamava, dicevo, papà io sto qua, non ero, stiamo soli, se vedete la video, io ogni tanto dico, papà sto qua, zio sto qua, non stiamo nessuno qui, stiamo soli, solo io. Comunque un idolo, un eroe, e i giocatori poi comunque festeggiati insieme perché poi festeggiato, cioè ci ha parlato Spadone, mi pareva fratello, io non ho visto i video. So che però un giocatore in particolare, ma tu chi sei? Un giocatore in particolare chi sei? Tutta la tuta perché poi è tutto Calaschera, è tutto Osimhen. Osimhen stiamo formando una maglietta a uno. Beto, era Beto si vede pure nel video. E comunque all'improvviso mi ha cercato perché poi tutto qua sta Tommaso, stiamo tutto quanto saltando i campioni dell'Italia e mai ci ho trovato pure io volevo essere tutti, sono 8 milioni di voi, io sono 8 milioni di voi ragazzi. Ci hai rappresentato in quello spogliatoio? Io ho rappresentato tutti voi, io sono un qualcosa, niente, gli faccio una vita normale, gli faccio i campi aeronati, vedi un attimo come ci fa per buscare 1000 lire perché lo sapete cameriere, i cameriere diciamo è sacrificato. È sacrificato assai, la campazzi come stile. Però allora, non oso immaginare quando tra qualche anno potrei raccontare questa cosa, ti verrà secondo me ancora il freddo addosso, perché una cosa è vivere sugli spalti una partita e lo scudetto, e già quello di per sé è un ricordo che ti resterà penso e a me per esempio io ancora non ci credo che stavo là proprio a Udine quando abbiamo vinto lo scudetto aritmeticamente. Tu invece le festeggiare proprio con la squadra. C'è una cosa che non si danno parole, penso per descrivere. Lo dovete commentare nei commenti. Ma pensi che pure loro ci avranno dei commenti. Rachmani che ti ha detto? Rachmani all'improvviso stiamo saltando con loro, lo sapete, mo faccio fare una maglietta, mo faccio regalare con una maglietta, faccio fare stampata, ma chi cazzo è?
alla faccia di chi dice che non sei napoletano. Mamma mia, quello parla, ma chi è? Ma chi sei? Chi parlava? Però poi comunque ti hanno trattenuto là dentro, cioè ti hanno fatto Sì, mi hanno stare. trattenuto e me ne sono uscito con tanta tranquillità perché dopo ho saltato il video si vede che dice, loro si fermano, un salto di giù. Viamo ragazzi, viamo! E te ne esci. Io sono giù, dato che l'udinese, e che è successo? Siamo tutti quanti così. Ah, sei uno morto loro. Siamo morti, e dopo abbiamo cadavaggetto. E meno male che abbiamo pareggiato, cioè alla fine abbiamo pure pareggiato, non è che l'abbiamo... Sì, ma... Forse sono rimasti male e abbiamo risultato là a casa loro. Sì, questo ci ha dato troppo fastidio. Ci ha dato troppo fastidio. Non mi sei preso nessuna maglia però. No, in realtà proprio ce l'ha chiesto Mario, Gianni. Non hanno avuto la... Ma vai via! I friulani proprio, il friulano l'hanno detto come me. Vai via! E va bene, almeno ti sono rimaste quella del Napoli. Sì. Un bellissimo ricordo. Sì. Mi ha fatto piacere comunque parlare con te. Ripeto, ci sarà quest'asta di beneficenza. Lo facciamo. La maglia di Raspadori. Prossimamente lo facciamo tranquillo, online lo facciamo, questa cosa. Ci organizziamo. Voi seguitelo, vi lascio il link qua sotto. È stato un piacere. Sempre Forza Napoli. Sempre assoluto, forza Napoli. Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Ciao, adieu. Ciao.